Con Massimo Mariotti torna alla vittoria al Grosseto, prima vittoria, prima partita dell'anno, 3-2 con Novara, però è stata lunga, è stata una gara che vi ha visto soffrire fino all'ultimo secondo. Ma noi siamo destinati a soffrire fino all'ultimo secondo perché siamo una squadra, in alcuni giocatori, abbastanza giovane, a volte commettiamo delle ingenuità, come del resto è una squadra abbastanza giovane anche il Novara. Questo è un campionato molto equilibrato, dove tutte le partite sono difficili, alla fine conta fare punti. È chiaro che se poi analizzo nel dettaglio la partita, abbiamo preso 5 pali, nei momenti chiave della partita, sei sopra 1-0, i primi 15 minuti, 12 minuti, prima del loro rigore, abbiamo giocato quasi a una porta sola. Si è preso l'1-1, abbiamo rifatto il 2-1 e abbiamo ripreso il gol su punizione di prima. È chiaro che questo è uno sport che nel momento in cui vai un gol sopra e non concretizzi e non fai il doppio vantaggio, e quindi fra l'altro stasera per noi era una partita ovviamente importante perché la giocavamo in casa, è uno scontro diretto per gli obiettivi che hanno le due squadre, e poi dopo alla fine ti viene anche un pochino di ansia, però credo che alla fine dobbiamo anche guardare il bicchiere mezzo pieno. Siamo a 17 punti, giriamo con 17 punti, 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, di cui 3 con le prime 3 della classifica, quindi credo che questa prima parte abbiamo fatto abbastanza bene, pur nelle sofferenze. E ora inizierà un girone di ritorno, abbiamo in casa delle partite come questa, tipo anche col Giovinazzo sabato prossimo, che comunque si è rinforzato, poi avremo il Montebello, avremo il Monza qua, abbiamo il Sarzana qua, e dobbiamo cercare di capitalizzare e arrivare il prima possibile alla soglia dei 23-26 punti, e poi a quel punto possiamo guardare in altri lidi. Senti, io ora focalizzo anche quello che è stato il lavoro fuori dal campo, e dopo il tour de force che hai avuto alla fine del 2024 con le squadre più forti, che hanno portato chiaramente dei risultati gioco forza negativi, squadra sotto pressione, lavorato sotto le feste tutti i giorni possibili, avuti a disposizione, possiamo dirlo, nel 2025 siete ripartiti col piede giusto, la squadra ti ha dato la risposta giusta. Noi abbiamo perso 3 partite di fila, ma quella prima di queste 3 abbiamo pareggiato a Valdagno, che è sesta in classifica, una partita difficile dove eravamo in vantaggio 2-0. Perdere col Trissimo, il Forte Marmo e con l'Odi ci sta, è chiaro che era da ripartire con una vittoria, è stata una partita complicata, difficile, ma siamo ripartiti col piede giusto. Durante le feste, dopo Forte dei Marmi il 21, abbiamo ripreso a lavorare il 27 con doppie sedute, abbiamo avuto qualche problema influenzale in alcuni giocatori, questo ci ha condizionato anche un po' negli allenamenti, però ripeto, stasera l'importante era tornare alla vittoria dopo 4 partite, compreso il pareggio di Valdagno, e quindi ora abbiamo una settimana da preparare la partita con il Giovinazzo e facciamo un passo alla volta, partita alla volta. Ultimissima valutazione anche sulla classifica, anche se solo quella del fine del girone d'andata, blindato comunque il girone d'andata, 8° posto, 17 punti, con l'8° posto come lo giudichi? Ma è una soddisfazione per tutti noi, perché comunque siamo fra le prime 8 di Coppa Italia, e all'inizio di stagione questo non era assolutamente scontato. Una squadra come il Sarzana doveva essere ad esempio davanti a noi, quindi questo ci fa sicuramente piacere, però io guardo più al campionato, ripeto, l'obiettivo mio primario è quello quest'anno di evitare possibilmente play-out, ovviamente la retrocessione, play-out. Guardo al Sandrigo, guardo al Montebello, siamo a 17 punti, quindi a ora il Sandrigo è a 16 punti, il Montebello ugualmente indietro. Ripeto, dobbiamo cercare di arrivare il prima possibile alla soglia dei 23-26 punti, che ci dà una certa tranquillità, e lì poi vedremo e pianificheremo. Allora grazie, complimenti per la vittoria, ci vediamo sabato prossimo. A presto.